L'altopiano apre la via delle Malghe per portare all'attenzione del grande pubblico il patrimonio malghivo più importante d'Europa. Uno scrigno di meraviglie che contiene tradizioni, cultura, gusto, ambiente, storia e rappresenta allo stesso tempo una colonna portante dell'economia dei 7 comuni. Veramente un bel progetto che vede la collaborazione tra enti pubblici ma anche associazioni di categoria che va a valorizzare non solamente le malghe del nostro altopiano ma tutto il territorio. Quindi veramente un progetto fatto in sinergia, soprattutto anche alla luce di un turismo lento che sta crescendo negli ultimi anni soprattutto in Veneto, che ci permetterà di valorizzare questo patrimonio immenso che abbiamo sull'altopiano di Asiago, che ricordiamolo è un patrimonio unico a livello europeo. Il progetto, nel quale vanno a braccetto una guida e una cartina molto dettagliata, un sito e i social, è destinato a dare visibilità alle malghe dell'altopiano anche oltre i confini nazionali. Ovviamente noi puntiamo sì la valorizzazione, la promozione, ma anche a far capire ai turisti che abbiamo un patrimonio da tutelare e da difendere e sicuramente insomma questi sono strumenti che ci permetteranno di veramente far conoscere l'altopiano non solamente a livello nazionale ma anche a livello internazionale.